La Caligaris ha perso Imola per 75-63, una sconfitta che ormai pregiudica il cammino nei playoff della formazione friulana, che comunque si è battuta fino alla fine, e anche oggi qui a Imola ha pagato l'assenza di Ciro Bredot. Sì, abbiamo pagato l'assenza di Ciro, le condizioni non ottimali di Divia, che non si è allenato fino a ieri e ha iniziato a giocare oggi. Siamo partiti male e la differenza canestri ci siamo portata fino all'ultimo, perché abbiamo preso 48 punti i primi due quarti e poi alla fine siamo andati sotto di 11 e alla fine siamo finiti a meno 12. I primi due quarti hanno fatto la differenza. Siamo forse un po' troppa tensione, un po' troppo nervosismo, e dopo difficile contro una squadra esperta come Imola riagguantarli. E così è andata. Adesso il cammino è pregiudicato, ma vediamo, adesso bisogna fare un po' di calcoli, che adesso sinceramente non li ho fatti a mente calda. Mentre stiamo parlando non sappiamo ancora come è terminata la sfida tra San Miniato e Iseo. Resta il fatto comunque che da matricola Caligaris è stata autrice di un campionato straordinario, è stata l'unica squadra del Friuli Venezia Giulia a partecipare alla pool promozione. C'è ancora una partita da onorare sabato prossimo a Iseo. Certo, sicuramente onoreremo la partita e vedremo come finirà a San Miniato. Abbiamo fatto un ottimo campionato, sicuramente, come matricola. Poi un po' di sfortune, di infortuni, non siamo arrivati nel modo ottimale a questa seconda fase.